in psichiatria a Treviso il tunisino senza fissa dimora che ieri si è aggirato nudo con fare minaccioso sulla Postumia a Villorba, immagini virali, il sindaco avverte poteva andare peggio e si apre il tema della salute mentale anche fra i migranti. Nei pressi di Meolo il gesto estremo di un ragazzo di appena 18 anni originario di Roncade che si è gettato sui binari, cordoglio e shock nella comunità, problemi alla circolazione ferroviaria e viaria. Piove a Treviso, si forma un maxi ingorgo, anche 40 minuti per percorrere appena 2 chilometri. Il sindaco, troppa abitudine a usare l'auto se piove, cambiare mentalità. Gli sfidanti attaccano, rivedere la mobilità secondaria e più piste ciclabili. Giovedì alle 15 in Duomo a Montebelluna i funerali della 24enne morta sabato nel tragico schianto di Volpago in cui ha perso la vita anche il fidanzato 31enne Antonio. Per lui l'ultimo saluto venerdì. Una decina di tombini aperti col rischio che qualcuno vi cadesse dentro. Rabbia a Spresiano, il sindaco, altro che bravata, poteva farsi male qualcuno. Un marocchino 32enne si trova alla sbarra con l'accusa di estorsione nei confronti di un 75enne di Refrontolo. Lui però si difende, erano soldi per prestazioni sessuali. La pubblica accusa ha chiesto oltre 5 anni. Orso in transito nel Bellunese dopo quelle scoperte in Cansiglio. Altre tracce ritrovate a Vigo di Cadore. Il presidente della provincia rassicura i cittadini. Alla tradizionale corsa dei camerieri vince il bar Signore e Signori. In questi giorni protagonista dell'idea dei robot ai tavoli, ma noi siamo più veloci, dicono i trionfatori. Ovazione per lo storico ristoratore Giacomino Benvenu in gara a 81 anni. Buonasera, ben ritrovati. Edizione di Treviso dunque dei nostri telegiornali. Prima di iniziare con i servizi, come sempre vi sottopongo il sondaggio, il cui esito vedremo poi nel corso di Ring, la prima serata di Antena 3 dedicata alla politica, in particolare alle elezioni comunali di Treviso. Allora vi chiediamo, avete già deciso per chi votare, visto che mancano 15 giorni ormai alle urne? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no 0422 1626 690. Come sempre la vostra opinione la sveleremo poi nel corso di Ring, puntata nella prima parte dedicata proprio alle amministrative del capoluogo. E allora andiamo alla cronaca. Si trova ricoverato in psichiatria a Treviso l'uomo che ieri si è aggirato senza vestiti, completamente nudo, con fare minaccioso sulla provinciale 102 a Villorba. Le immagini sono diventate virali, ma come conferma il sindaco poteva andare molto peggio e si apre il tema della salute mentale anche fra i migranti. Ha rischiato più volte di rimanere investito, completamente nudo, ubriaco, per lunghi minuti. È stato un pericolo per sé e per gli altri, fino all'epilogo, quando i carabinieri lo hanno dovuto immobilizzare venendo a loro volta aggrediti. Sono da poco passate le 17 lungo la provinciale 102, quando un uomo cinquantenne tunisino senza fissa dimora fa capolino sul ciglio della strada. È senza vestiti e si muove in maniera confusionaria, schiva alcuni veicoli e ne ferma altri, battendo le mani su carrozzerie e parabrezza. La scena è surreale, così come le reazioni. Alcuni segnalano subito i fatti alle forze dell'ordine, altri catturano su smartphone le immagini che presto diventano virali. Soprattutto in una strada provinciale ad alta densità di traffico è andata tutto sommato bene, poteva andare molto peggio. Più passano i minuti, più l'uomo sembra fuori controllo, il traffico rallenta. Davanti ai militari dell'arma, anziché calmarsi, però il tunisino va in escandescenza, con calci e pugni sia sui carabinieri che sul loro mezzo. Uno in particolare ha riportato contusioni guaribili in qualche giorno. Per il tunisino scatta la denuncia per resistenza pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento aggravato. L'uomo è stato affidato, conferma il sindaco di Villorba, alle cure della psichiatria di Treviso. E qui si apre un altro tema, quello di intercettare il disagio mentale. Credo che certe situazioni possono comunque sfuggire perché non segnalate, non intercettate, perché affliggono persone provenienti anche da altri paesi o perché derivanti da altre cause. Quindi credo che sia importante iniziare a investire, come lo si sta facendo anche in conferenza di sindaci e nell'ambito appunto sulla salute mentale. Sempre per resistenza pubblico ufficiale, stavolta però Vittorio Veneto, è stato deferito un ventenne trevigiano che sabato sera non si era fermato all'alta dei militari dell'arma impegnati in un posto di controllo. Più in generale tante sono state le contestazioni per guida in stato di ebbrezza nei giorni di festività da parte dei carabinieri. Da Castelfranco Veneto a Casale sul Sile ne è seguita la solita raffica di patenti ritirate. Chi è affetto da disturbi psichici e compie un reato non è colpevole ma vittima della malattia e di un sistema che non lo assiste, così Don Crestani, da sempre impegnato nell'integrazione dei malati mentali.
Don Ermanno Crestani dal 1983 è impegnato nell'assistenza e integrazione delle persone affette da disturbi psichici. È tra i cofondatori del coordinamento Veneto di AIDSAM, di cui oggi è membro nazionale. A Vittorio Veneto gestisce una struttura che accoglie una ventina di ragazzi affetti da malattie psichiche che 2 volte a settimana si incontrano insieme ad una decina di animatori, mentre in un'altra stanza i genitori si riuniscono condividendo le proprie esperienze. Gli ospiti della struttura vengono impegnati in attività sportive, culturali, gite, ma soprattutto ci sono 3 ambiti nei quali si concentra il lavoro: quello di psicoterapia, di integrazione sociale e lavorativa. Una ventina nel 2022 i ragazzi che hanno trovato occupazione. Queste 3 attività fondamentali adesso dal 31 marzo in poi non hanno più il sostegno del Dipartimento, perché ha fatto un bando in cui ha interessato solo un'associazione che prendesse dentro tutti i servizi. A livello nazionale, dopo il Covid, le malattie mentali sono aumentate del 20%. Diventa quindi fondamentale, spiega ancora Don Crestani, investire su servizi che aiutino queste patologie. Negli ultimi tempi la cronaca ha portato alla ribalta il problema in seguito ad episodi di violenza che hanno visto tra gli autori proprio persone affette da disturbi psichici. Si capisce subito chi è stato, perché è la malattia. Se tu condanni uno perché sotto la malattia ha fatto si capisce che, io dico, ripeto, sono anche loro vittime di un sistema, di una malattia difficile, misteriosa, ma anche di un sistema che trascura queste attività. Va ridisegnato, secondo Don Crestani, tutto il sistema, troppo incentrato sul metodo assistenziale. Che aiuti l'integrazione sociale, che aiuti l'abitare, che aiuti l'inserimento lavorativo, che aiuti l'inserimento sociale. E questo tipo di personale e di finanziamenti attualmente sono ridotti. C'è qualcosa che deve cambiare di velocità, se no andremo male. E in merito al bando di cui parlava nel servizio Don Crestani, arrivano le rassicurazioni del direttore generale dell'ULSS 2: non li abbiamo abbandonati, AIDSAM continuerà a fare il suo lavoro che è fondamentale, dice Francesco Benazzi. Noi siamo stati ovviamente obbligati, per mettere ordine da una norma, abbiamo fatto un bando di una procedura, cioè un appalto per ovviamente le cooperative, un appalto dei servizi di assistenza per gli utenti afferenti al DSM. Questo appalto è di 2.900.000 euro, è stato aggiudicato delle cooperative, però sapendo la peculiarità che ha ovviamente AIDSAM nel territorio, sapendo il lavoro importante che viene fatto, non ci siamo dimenticati del loro contributo e stiamo preparando uscirà ai primi di giugno un bando che sarebbe una manifestazione di interesse per delle progettualità specifiche. Quali sono queste progettualità specifiche? Sono quelle che oggi AIDSAM fa per noi, quindi teatro, centri di socialità per gli utenti, attività ricreative per gli utenti e naturalmente riabilitazione per gli utenti, inglobati in questo progetto specifico, per cui non cambierà niente e AIDSAM avrà ovviamente il ruolo che ha sempre avuto, importantissimo in questo territorio. Nei pressi di Meolo siamo alla cronaca, il gesto estremo di un ragazzo di appena 18 anni che si è gettato sui binari. La notizia ha destato enorme impressione, aveva vissuto a lungo a Roncade. Poche ore dopo sul Fadalto invece il gesto estremo di una donna di 42 anni che si è gettata dal cavalcavia. Aveva solamente 18 anni il ragazzo che questa mattina, poco dopo le 7, si è gettato sotto il treno tra le stazioni di Quarto d'Altino e San Donà di Piave. Il giovanissimo, che aveva vissuto a lungo a Roncade nel Trevigiano, abitava ora in un comune limitrofo. Immediato l'allarme ai soccorritori, che per il ragazzo non hanno potuto fare nulla. Agli agenti della Polfer sono spettati i rilievi del caso e l'identificazione del corpo. La notizia è presto circolata e la sindaca di Roncade, Pieranna Zottarelli, ha espresso grande dolore e tristezza per questa perdita. Quanto alla circolazione dei treni, è stata sospesa sulla linea Venezia-Trieste per circa 3 ore. Solo verso le 10:30 infatti il transito è ritornato regolare. Rallentamenti di oltre 3 ore per il convoglio dell'alta velocità direttamente coinvolto nell'incidente. Di poco meno per altri 11 treni, 3 dell'alta velocità e 8 regionali, 4 infine le corse cancellate. Treviso, andiamo al capoluogo, completamente bloccata dal traffico questa mattina a causa della pioggia, e su questo tema sono intervenuti i candidati sindaci. Sono bastate 2 gocce di pioggia per bloccare completamente le strade della città.
Per percorrere un paio di chilometri in area urbana questa mattina ci sono voluti dai 30 ai 40 minuti, inevitabili i disagi e le polemiche, alle quali il sindaco in corsa per la riconferma risponde così. Purtroppo è uno dei problemi cronici della nostra città, che è anche una questione un po' culturale, nel senso che appena vediamo 2 gocce di pioggia tutti optano per l'autovettura, si dimenticano dei mezzi pubblici, si dimenticano degli ombrelli e delle mantelline, cosa che invece sarebbe importante fare se vogliamo evitare ingorghi come quello di stamattina. Se tutti noi utilizziamo la macchina alla stessa ora è inevitabile che si creino queste situazioni. Noi continuiamo a lavorare e ad investire su nuove rotatorie, sul quarto lotto della tangenziale, sul terraglio est. È altrettanto vero che dobbiamo tutti noi cambiare un po' le abitudini. Punta sulla mobilità sostenibile Giorgio De Nardi in corsa alla poltrona di sindaco per il centrosinistra, che in occasione della pedalata alla scoperta delle aree verdi ha affermato che i 15 km di pista ciclabile promessi da Conte non sono nulla in confronto al grande lavoro che bisogna fare, ne servirebbero almeno il triplo. Segue questa linea di pensiero anche Maurizio Mestriner del Movimento 5 Stelle, secondo il quale nuove strade non servono, servirebbe invece perseguire una politica che valorizzi il trasporto pubblico in modo che diventi un'alternativa efficace ed efficiente al mezzo privato. Per la coalizione Azione Italia Viva Futura, Nicolò Rocco afferma che la viabilità è una questione prioritaria. Bisogna ammettere che dai tempi dell'entrata in vigore del PUT non è stato fatto nulla per migliorare il traffico, spiega Rocco. Serve agire sulla viabilità secondaria e realizzare rotonde che agevolino il traffico in strada ovest. Per Luigino Rancan, del Popolo della Famiglia, invece, ad aggravare la situazione ci sarebbe il cronico problema della carenza di parcheggi in città. La sosta selvaggia renderebbe ancora più caotici gli ingorghi. Ora parliamo dell'obbligo di mascherine nei reparti degli ospedali dell'ULSS 2 che rimane fino al 31 di maggio. Lo ha spiegato il direttore generale Benazzi, oggi la circolare regionale. Il Covid sta diventando endemico, ma i casi che ancora si registrano possono mettere a rischio le persone con fragilità. Da ieri negli ospedali dell'ULSS 2 si entra con le mascherine, vale tanto per i visitatori quanto per il personale sanitario. Noi abbiamo ancora qualche positivo che entra in ospedale, che lo troviamo qui tamponi, per cui continueremo a fare i tamponi in pronto soccorso e nei reparti, perché questo ci aiuta a isolare la persona che è positiva, onde evitare contagi a ripetizione all'interno delle unità operative, di posti letto delle unità operative, e lo abbiamo esteso a tutti i reparti, solo ai reparti. Così il direttore generale, che si è allineato all'ordinanza della Regione Veneto, che ha disposto l'obbligo della mascherina nelle strutture ospedaliere almeno fino al 31 maggio 2023. Quando si entra in aree dove ci sono persone fragili, e guardi, ormai noi curiamo il 95% di persone fragili, perché voglio dire, qualsiasi persona che entra ha una fragilità. Quindi abbiamo deciso di procrastinare l'uso delle mascherine. E questo quindi anche nei poliambulatori e anche nei centri diurni, cioè nei centri dove abbiamo persone disabili o dove siamo nell'RSA. Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione resta a discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Saranno celebrati giovedì pomeriggio alle 15 nel Duomo di Montebelluna i funerali di Nicole Rebecca Gaia Bellusci, la giovane di 24 anni morta sabato pomeriggio in un incidente in moto sul Montello insieme al fidanzato Antonio Cerruti di 31 anni di Breda di Piave. Domani sera alle 18 in chiesa sarà recitato il rosario. Nell'epigrafe la famiglia ha scelto di ricordare la ragazza con una foto di lei in sella a una moto, passione che la 24enne condivideva col fidanzato Antonio. Vedete l'epigrafe del ragazzo, per lui l'ultimo saluto è stato fissato per venerdì mattina alle 11 nella chiesa di Breda di Piave. Paura questa mattina alle 9:30 invece in Viale Italia San Vendemiano per una 35enne residente in zona che al volante della sua Fiat è uscita di strada finendo contro un albero all'origine della sbandata, forse proprio la fitta pioggia che cadeva in quel momento. Sul posto SUEM 118 e vigili del fuoco che hanno estratto dall'abitacolo la giovane automobilista trasportandola poi in ospedale a Conegliano. Le sue condizioni non sarebbero gravi, sul posto naturalmente sono intervenuti per i rilievi anche i carabinieri. Non vuol sentir parlare di bravata il sindaco di Spresiano della Pietra dopo quanto accaduto nel suo comune l'altra notte. Una decina di tombini aperti con il rischio che qualcuno vi cadesse all'interno.
quella che può sembrare una bravata in realtà può portare anche a delle conseguenze. Allora cominciamo, a parte che non è roba loro, cioè, c'è anche da dire questo, non è roba tua. Ma al di là di questo pensiamo a quello che potrebbe accadere, ma pensiamo anche che potrebbe accadere. È arrabbiato il sindaco della Pietra dopo quanto accaduto nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio, quando qualcuno ha pensato bene di scoperchiare una decina tra tombini e caditoie. Ieri mattina sono stato contattato tra l'altro direttamente da Matteo, che è dipendente del comune di Spresiano, che aveva già provveduto ad andare in cerca di tutti i tombini e le caditoie e al loro riposizionamento. Per fortuna, dice il primo cittadino con un sospiro di sollievo, nessuno si è fatto male. Quello è un parcheggio pubblico, è un'area a parcheggio pubblico, scende il bambino dall'auto, cade nel pozzetto e poi dopo succedono le cose gravi. Importanti saranno le immagini delle telecamere della zona, ma anche le segnalazioni di alcuni residenti. Ho avuto delle segnalazioni proprio stamattina da alcuni cittadini che hanno anche riconosciuto delle auto, per cui bene, ringrazio anche i cittadini solerti. I responsabili, una volta individuati, rischiano solo una sanzione. Io stamattina avrei voluto denunciare la cosa, però effettivamente non si configura un reato. Abbiamo fatto una segnalazione alle forze dell'ordine e adesso comunque stiamo vagliando le telecamere. Di fatto adesso ci sarebbe una sanzione amministrativa del nostro regolamento di polizia urbana per spostamento di tombini, una roba del genere. Un cittadino marocchino di 32 anni si trova invece alla sbarra con l'accusa di estorsione nei confronti di un 75enne di Refrontolo. Lui però si difende, erano soldi, dice, per prestazioni sessuali. La parola va al GUP, la pubblica accusa ha chiesto oltre 5 anni di reclusione. In una occasione gli avrebbe puntato un coltello dritto alla gola, in un'altra minacciato di essere ucciso e sotterrato, frasi shock cui seguivano consegne di denaro liquido in più tranche fino a 17.000 euro. Tanto avrebbe subito un 75enne di Refrontolo prima di rivolgersi ai carabinieri di Pieve di Soligo e formalizzare una denuncia per estorsione nei confronti del suo presunto aguzzino, un marocchino 32enne che nel settembre del 2020 venne addirittura colto in flagranza dai militari mentre si faceva consegnare 1.000 euro in contanti, gli ultimi quindi di una lunga serie. Il giovane è finito in carcere, era stato liberato dopo alcune settimane causa l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare da parte dei giudici del riesame di Venezia. Il marocchino però si è difeso dicendo che quei soldi non erano il frutto di intimidazioni ma il pagamento di prestazioni sessuali, sul cui importo però non era stato raggiunto un accordo, da qui le continue liti. A fine maggio il giudice per l'udienza preliminare dovrà stabilire se ci fu estorsione o meno. La pubblica accusa intanto ha chiesto 5 anni e 4 mesi di reclusione. Le imprese venete pronte ad aiutare nella ricostruzione dell'Ucraina, ma resta il problema della carenza di personale, che è stato uno dei temi affrontati in Guatemala nel corso della convention delle Camere americane italiane all'estero. Mettere fine al conflitto in Ucraina è l'auspicio di tutti e mentre si torna a sperare nella diplomazia dopo un primo contatto tra il leader cinese Xi Jinping e il presidente Zelensky, si pensa alla ricostruzione quando le armi si fermeranno. A Roma si è svolta la conferenza per posare i primi mattoni per la rinascita dell'Ucraina. Dalla premier Meloni un appello alle aziende perché siano protagoniste di questa sfida. Le imprese sicuramente non sono solo, perché ieri a questo incontro c'erano le camere di commercio, c'erano le associazioni di categoria e quindi c'è tutta una rete istituzionale, associativa a supporto di quelle imprese che vogliono affrontare queste opportunità. Ma per le aziende le sfide future non si chiamano solo Ucraina, ma anche Balcani e PNRR, alle quali sono pronte a rispondere, salvo dover fare i conti con la carenza di manodopera. Abbiamo opportunità, ma abbiamo carenza di manodopera. E questo è l'altro aspetto, ossia ci sono dei mercati che potremo affrontare, ma le nostre aziende poi saranno in grado di poter soddisfare le richieste, la difficoltà di reperire manodopera c'è, e le grandi imprese lo stanno soffrendo come le piccole. Gli italiani che fanno i muratori o l'edilizia sono sempre meno e la manodopera all'interno delle nostre aziende è tutta manodopera che viene dai paesi dell'est, dai paesi dei Balcani. Anche di questo aspetto si è parlato la settimana scorsa in Guatemala nel corso della convention delle Camere americane italiane all'estero, mercati a cui guardare per l'export ma anche per reperire quelle risorse umane che mancano alle nostre aziende. C'è della disponibilità soprattutto dai paesi dell'America Latina
l'Argentina, come il Cile, come l'Argentina, di poter portare e essere a disposizione per reperire manodopera da dove a noi manca. Ci sono poi paesi ai quali guardare per le esportazioni dei prodotti made in Veneto, come i macchinari agricoli. In provincia di Treviso l'export vale 18 miliardi, 4 miliardi e mezzo per il bellunese. Soprattutto noi che siamo una realtà molto sviluppata per qualsiasi tipo di attrezzatura, dalla piccola alla grande alla media, possiamo soddisfare quei mercati come il Perù, come il Cile, come la Colombia, come il Messico, il Guatemala. Sono tutti mercati che, se guidati bene, possono certamente incrementare ancora più le nostre esportazioni. Adesso un piccolo break, a tra poco. Ben ritrovati in diretta, ripartiamo dal capoluogo, i 50 anni della legge che istituì il servizio civile, i 50 anni della Caritas Tarvisina, la Chiesa votiva l'incontro con 300 ex obiettori di coscienza e la riflessione sui valori di pace e solidarietà. Sono partito un giorno e ho fatto domanda e ho detto anch'io voglio fare l'obiettivo. Francesco Biasin, operatore del sociale e attuale assessore del comune di Silea, porta la sua testimonianza all'incontro dei tanti che hanno scelto la strada dell'obiezione di coscienza servendo lo Stato da volontari alla Caritas Tarvisina. In 300 nella palestra della Chiesa votiva a 50 anni dalla legge che riconosceva come lecito il rifiuto della leva obbligatoria. Certo, era l'obiezione di coscienza al servizio militare. Però il richiamo forte è la coscienza. Coscienza è il sacrario di ogni persona. Per chi crede è il luogo dove ti parla Dio. C'è la possibilità di capire qual è il bene necessario in un'occasione. E in quella occasione si scopre insieme qual è questo bene, lo si condivide, a ciascuno arriva al suo convincimento che quello sia il bene, poi aiutarsi a farlo. Più di 1 milione i giovani italiani che dal 72 in poi hanno scelto questa strada, 1 migliaio quelli passati attraverso il servizio in Caritas. Non è un ritrovo di persone che hanno fatto qualcosa 10-20 anni fa, ecco, ma è essere vivi dentro queste cose, fare memoria di quei valori come la non violenza, affermare la pace, l'impegno civile che caratterizzano il nostro essere sale della terra e luce del mondo. Non solo uomini ma anche donne che fecero la scelta dell'anno di volontariato sociale, un appuntamento che ha aperto le iniziative per il 50° anniversario della nascita della Caritas di Treviso, nel corso del quale è stato possibile visitare anche la mostra Barbiana, Il silenzio diventa voce, dedicata a Don Lorenzo Milani, autore di L'obbedienza non è più una virtù. Ora andiamo al 1° maggio invece, quello a Villa Margherita Inclusiva, su iniziativa di Mirella Tuzzato e dell'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi. Lo sport, la creatività declinata in tutte le sue forme, la solidarietà. A Villa Margherita Inclusiva, progetto portato avanti da Mirella Tuzzato e dall'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, un 1° maggio dalle 1000 sfaccettature, libri e fumetti, agricoltura sostenibile e artigianato, sport e animali, numerose le realtà del territorio che si sono messe in gioco per offrire spunti e intrattenimento a tutti, nessuno escluso, come nell'ottica del progetto. E moltissimi i volti di grandi e piccini coinvolti nelle diverse attività. Oggi abbiamo la possibilità di esporre attraverso un progetto che si chiama Rifatti una serie di opere d'arte create dai ragazzi che sono all'interno del percorso insieme a dei materiali che vengono riciclati. È stato bello ricominciare a dimostrare che so fare queste cose, perché mi ero un po' buttata giù all'inizio perché pensavo di non essere più in grado dopo tanti anni che non prendevo il pennello in mano. Credevo di non essere in grado, invece stiamo facendo dei bei lavori sia io che le altre ragazze. Visitabile la mostra dedicata a Mattia Battistetti, il 23enne di Montebelluna, morto sul lavoro 2 anni fa. Mamma Monica e papà Giuseppe pronti a tornare in tribunale per Mattia. Combattiamo con tutte le nostre forze, lo abbiamo sempre detto, finché abbiamo forza
e finché ci sarà giustizia per Mattia andremo avanti. A concludere la giornata il concerto dei Radiofiera. Ci sono un sacco di motivi per cui siamo qua, ma la Mirella è il motivo principale. Siamo contenti di esserci, suoneremo le nostre canzoni, che dire ancora, sarà bellissimo. Questa dunque la festa a Villa Margherita, invece domenica 7 maggio torna la Treviso in Rosa, evento amato e atteso da tutte le trevigiane e non solo, e anche per questa edizione si registra un boom di iscrizioni. Iscrizioni da record anche per l'edizione 2023 della Treviso in Rosa, giunta ormai alla 9ª edizione e organizzata da Treviso Atletica e Corri Treviso in partnership con la Lilt. Noi stiamo raggiungendo la quota di 10.000, l'anno scorso erano 8.150 e quest'anno vediamo di arrivare a questo straordinario nuovo numero. Io ricordo sempre che averne fatti 8.000 l'anno scorso non è momento che si possa dire 10.000 hai fatto poco, ma si riparte sempre da zero e quindi ecco il vantaggio e la bellezza di essere sempre presenti nel cuore delle donne perché questo possa avvenire. Un'onda rosa, quella che domenica tingerà la città, formata da tutte le donne che percorreranno il tracciato previsto di 4 o 7 chilometri. Le maglie rosa che sfileranno per Treviso rappresentano un motivo per stare insieme, ma anche per sostenere l'ILT nelle attività di prevenzione dei tumori al seno e nella riabilitazione dopo la malattia. Questa magnifica manifestazione che sostiene alcuni progetti della nostra associazione della Lilt Treviso. Quest'anno sono finalizzati, il contributo a discrezione degli organizzatori è finalizzato a sostenere l'attività fisica presso la nostra palestra con dei professionisti dedicati per il recupero fisico di persone che hanno incontrato la malattia. La città si chiede che cosa succede, chi magari è un po' meno attento e vedere questa energia che si scatena in città è un qualcosa che emoziona anche coloro i quali magari inizialmente non sapevano di che cosa si trattasse. E sono 10.000, partiremo alle 9:30 da Viale del Viano e poi le ragazze potranno metterci il tempo che vogliono ad arrivare alla fine. Non c'è una classifica, ma c'è tanta festa e tanta voglia di stare insieme. E ieri a Treviso invece tutt'altra corsa, quella dei camerieri, inevitabile l'accostamento alla notizia dei prossimi robot tra i tavoli, anche se il vero protagonista è stato Giacomino Benvenu, 81 anni, sempre in corsa. È arrivato. Ha tagliato il traguardo per ultimo, ma è lui il vero vincitore morale dell'edizione 2023 della Corsa dei Camerieri di Treviso, perché Giacomino Benvenu, classe 1942, non solo non è voluto mancare a quello che considera un vero e proprio rito, ma dall'alto dei suoi 81 anni ha dimostrato a tanti giovincelli che la passione non solo non ha età, ma mantiene giovani. È stata dura ma piacevole. Però diciamo che la cosa più bella è prendere l'applauso di tutti gli altri concorrenti. È vero, grazie, guarda, questo è un successo per me, per voi tutti, per la città e per i colleghi e per chi lavora il 1° maggio e negli altri giorni. 3, 2, 1, buona gara a tutti! Una corsa con partenza dal Battistero del Duomo, dove poco prima del via si contavano una quindicina di concorrenti dagli 81 ai 19 anni, come Valeria Solagna, scesa dalla bellunese Busche. Perché fai sta corsa? Per provare un'esperienza nuova, diversa dal solito. Prevalenza in rosa per concorrenti che dovevano portare in giro per il centro storico senza perdere per strada, sul vassoio, una bottiglietta di birra chiusa, una tazzina da caffè vuota, 2 mezze ombre di vino e tutto da veri acrobati del servizio, sempre e solo con una mano sola, camminando a piè sospinto stile maratona, ma senza mai correre davvero. E se pensate che fosse facile, sentite cosa ci ha detto il sindaco Mario Conti. Più dura fare il sindaco o il cameriere oggi? Il cameriere ci vuole una grande esperienza, grande professionalità che io non ho, quindi preferisco continuare a fare il sindaco. Più che una gara, una festa tra gli applausi dei cittadini e di tanti turisti, soprattutto stranieri, incuriositi da queste donne e questi uomini in bianco e nero. Per la cronaca hanno vinto sia nella categoria maschile che femminile 2 camerieri di signore e signori per inciso il locale che vuole introdurre il robot tra i tavoli. Sì, ma il sifone lo darai al robot domani? No, non ci sono più i robot, siamo noi più bravi dei robot. Un applauso!
E adesso apriamo la pagina delle notizie dal Bellunese. E dunque lo avete sentito dai titoli, orso in transito proprio nel Bellunese, dopo quelle scoperte ieri a Casera Palantina in Cansiglio, stamattina altre tracce del plantigrado sono state ritrovate a Casera Razzo in comune di Vigo di Cadore. Il presidente Padrin rassicura però i cittadini. Vorrei un po' tranquillizzare tutti i nostri cittadini e frequentatori dei nostri boschi che sicuramente devono mantenere alta sempre l'attenzione, ma soprattutto questo è un percorso che la Polizia Provinciale nostra ci segnala da tempo. Terminato il letargo, gli orsi ricominciano a transitare nel Bellunese. Tracce del passaggio del plantigrado sono state scoperte ieri a Casera Palantina, nella conca dell'Alpago, e questa mattina a Casera Razzo, in comune di Vigo di Cadore. In entrambi i casi, dicono gli esperti, si tratta di esemplari maschi giovani espulsi dagli areali di maschi più adulti durante il periodo dell'accoppiamento. In primavera i maschi transitano orsi nel nostro territorio per girare nella parte, diciamo così, dell'Europa, e quindi non c'è da preoccuparsi più di tanto, insomma. Le immagini che vi mostriamo risalgono a una decina d'anni fa, quando le fototrappole della Polizia Provinciale immortalarono un giovane orso proprio nella zona di Casera Razzo. In questa foto invece siamo nell'area del campo da basket della colonia di Palù San Marco ad Auronzo di Cadore, poco distante dalla stazione forestale. L'immagine risale all'aprile di 3 anni fa. Un territorio monitorato, quello della provincia di Belluno, dove si osserva l'esatto contrario di quanto accade nei territori contermini di Trento e Bolzano. Le province autonome hanno fatto delle vere e proprie campagne di ripopolamento, mentre noi ci siamo, diciamo così, adeguati a un paesaggio selvaggio e soprattutto anche a un controllo abbastanza ferreo da parte della nostra Polizia Provinciale, con i quali abbiamo condiviso anche dei percorsi anche formativi nei confronti dei cittadini, che io sollecito a partecipare ad eventi anche che possono riguardare il lupo, l'orso, ma anche tutta quella che è la fauna che attraversa il nostro territorio. In questi giorni nella Sala Presidenza Palazzo Piloni è stato esposto un lupo imbalsamato a scopo didattico. Si tratta dell'esemplare investito e ucciso lo scorso anno in Val di Zoldo. Abbiamo deciso di metterlo qua anche per chi vuol venire a visitare il nostro palazzo. È un esemplare sicuramente unico. Il lupo è un altro tema, secondo me, che va affrontato con grandissima attenzione e soprattutto conoscenza, perché abbiamo il dovere di cercare di far convivere l'essere umano al lupo. Io mi rendo conto che per molti non è facile, soprattutto per chi nel nostro territorio ha avuto dei danni enormi. Dobbiamo cercare adesso veramente di intervenire anche con degli investimenti che possono aiutare tutti questi proprietari a far permettere una convivenza tra il lupo e l'essere umano. Appello congiunto al voto per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, una modalità insolita ma necessaria per 4 partiti, Lega, Partito Democratico, Forza Italia e Azione, che con i relativi segretari e referenti provinciali hanno sottoscritto l'invito rivolto ai cittadini contro il rischio commissariamento. Nei 4 comuni bellunesi in cui si andrà a votare, Canale d'Agordo, Cencenighe, Pieve di Cadore e Sospirolo, sono presenti solo liste uniche e i candidati dovranno confrontarsi dunque con il quorum. Al di là delle appartenenze politiche, si legge nell'appello congiunto: dobbiamo fare squadra come territorio, non possiamo permettere che vengano a mancare sindaci e consigli comunali democraticamente eletti. Questo dunque l'importante appello. Per risolvere una volta per tutte invece la questione della manutenzione dei cimiteri e delle aree limitrofe, la Giunta Comunale di Belluno ha deciso di ricorrere alle maniere forti. Saranno utilizzati prodotti fitosanitari per debellare la crescita incontrollata di sterpaglia fra le tombe di tutti e 12 i cimiteri del capoluogo. La modifica al regolamento è stata approvata questo pomeriggio dalla maggioranza del Consiglio Comunale, ma la discussione si è incagliata per oltre un'ora. Dai banchi della minoranza sono state espresse parole di preoccupazione e di contrarietà per il ritorno all'uso dei fitofarmaci che comporterà la chiusura delle aree trattate per almeno 48 ore. Ma come accade ormai dall'insediamento della Giunta De Pellegrin, sono volati stracci anche contro il modus operandi che ha spostato la discussione dei punti all'ordine del giorno in Consiglio in luogo delle commissioni convocate in extremis soltanto venerdì scorso.
Ha suscitato emozione e commozione il video che ricostruisce il centro di Longarone prima che l'onda del Vajont lo travolgesse, cancellandone ogni traccia. È il lavoro realizzato da Alberto Bidinot, giovane infermiere pordenonese con la passione della ricostruzione virtuale 3D di città, paesi e opere d'arte. Inizia così lo straordinario documento che ricostruisce fedelmente in 3D il centro di Longarone prima che l'onda del Vajont lo cancellasse dalla faccia della terra, ed è un colpo al cuore per chi in questi giorni ha incontrato queste immagini diffuse dall'autore su Facebook. Essendo, abbastanza appassionato del Vajont, che ho visto il documentario su Paolini, insomma, mi è piaciuto molto e ho sempre seguito più o meno questa vicenda. Niente, mi è venuto in mente di ricreare qualcosa che non c'è più questa volta. E dice bene Alberto Bidinot, questa volta, perché la sua nota creatività in passato lo ha visto cimentarsi nella ricostruzione delle città esistenti del suo nord-est, dapprima con un programma che si chiama Lego World, poi con un sistema più professionale, città, paesi, opere d'arte, fino all'idea di far rivivere la Longarone di un tempo. Era da un po' che ci pensavo, ma non avevo le foto necessarie dell'epoca per riuscire a prendere tutti gli angoli della piazza. Qualcosina ho trovato in rete e le foto che mi mancavano, io praticamente sono andato sul gruppo di Longarone, il gruppo Facebook di Longarone, e ho chiesto se qualcuno aveva delle fotografie vecchie di quella piazza lì, e mi ha risposto un ragazzo che me ne ha passate un bel po', insomma. Io sono contento che tutti abbiano apprezzato, ho avuto commenti positivissimi, e quindi posso solo che ringraziare, insomma. Alberto Bidinot coltiva da anni l'hobby per la virtual grafica che alterna alla sua professione primaria. Sì, io sono infermiere in realtà, da una decina d'anni lavoro in chirurgia a San Vito e sì, io sono sempre stato appassionato di videogiochi, grafica, però diciamo che dagli ultimi anni che ho trovato questo sistema per esprimerlo, ecco. Quanto hai impiegato a realizzare la Longarone vecchia? Guardi, così a naso un 40-50 ore ci avrò messo, distribuito in un mese e mezzo di tempo. Oltre 10.000 visualizzazioni per il video che presto avrà un seguito. Alberto è già al lavoro e la nuova creazione potrebbe essere pronta a ridosso delle celebrazioni del 60° del Vajont. È tutto per questa edizione, a me non rimane che salutarvi e augurarvi una buona serata. Adesso le previsioni del tempo, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Migliora il tempo sul nostro territorio, la pressione atmosferica torna ad aumentare. Il dettaglio di mercoledì 3 maggio. Sul Veneto la grafica ci mostra un contesto asciutto e stabile, tanto sole ovunque con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature in ripresa, minime tra 8 e 11 gradi, massime tra i 20 e i 23 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso non mancherà un ampio soleggiamento dappertutto, il cielo si presenterà limpido o velato. Temperature minime tra 9 e 14 gradi, massime sui 21-23 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo poche novità. Il cielo sarà limpido con qualche addensamento ma del tutto innocuo. Temperature minime intorno ai 9 gradi, massime sui 23-24 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.